Eccolo, è stato acceso il 59esimo Panevin di Arcade. Qualcuno vorrebbe che questa tradizione fosse spenta, ma noi, grazie, siete voi la dimostrazione che questa è una tradizione non solo per gli arcadesi, ma per i trevigiani interi e anche per il Veneto. Che anno vi augurate? Bellissimo, Perché state assieme? pieno di emozioni. E anche Allora, vi date un bacio? dell'onorevole Boff, sindaco di Tarzo. Come stanno andando le famiglie? Si va sera, Quindi? che carriera. Quindi va bene, insomma. Ok. Cosa vi aspettate per questo 2026? Beh, prosperità ovviamente. Beh, mi sembra che il Panevin dica così. Dice di sì, quindi. Ma nella prosperità cosa si aspetta personalmente? Skate? Nella prosperità io intendo sicuramente la salute. Quindi no skate. Beh, quelli vanno sempre bene, ovviamente, ma prima di tutto la salute. Quante volte a mattina e quante volte a sera? Non mi ricordo, la maggior parte comunque a sera. Senti che bel E quante volte hai cucinato come stasera? Questo Panevin. 10. Skate a buona salute. Allora, la salute in primis, i soldi all'ultimo, l'amore ben venga, se arriva presto, sì. Quindi, voglio dire, 2026 a caccia d'amore? Sempre. Skate? Ah, skate! E io pensavo all'amore. No, io mi sono già sposata, quindi a posto, ho trovato l'amore. Fa che spero in bene, dai. Un saluto alla telecamera per la Tele 3. Salutate la telecamera qui sul palco. Eccola. Bellissimo! Tu sei la Befana? Sì, Allora, come Befana che a carbone a chi lo mandi? e lo manderò sicuramente a mio fratello, E invece i dolci e la cazzina con i ai dolci? miei genitori e ai parenti, Perché i tuoi genitori? perché loro sono gentili. Ma fai le riprese? Fai le riprese? E E il Panevin tu lo conosci? Cosa vuol dire quando ci sono le famiglie? Le famiglie, le hai viste quelle famiglie? sì, E secondo te come sarà quest'anno? sarà molto bello ed è molto caldo. E tu che cosa vuoi per questo 2026? Vorrei tanta pace e stare in famiglia. Saluti!